Benvenuti, buon fine settimana. Nell'anteprima di oggi tocchiamo una corda importante, tocchiamo un tema importante che è quello della sicurezza legata agli animali, legata alle corse clandestine dei cavalli. Oggi, ultima puntata, abbiamo voluto, della stagione ovviamente, abbiamo voluto così aprire in maniera diversa, fuori dal dibattito politico. Parleremo oggi del business, della criminalità organizzata, delle corse clandestine dei cavalli, delle scommesse, di tutto quello che gira attorno ai cavalli, anche perché le operazioni, insomma, delle forze dell'ordine continuano e proseguono proprio sul nostro territorio continuamente, e ne parleremo oggi con l'onorevole Eliana Longi, componente della Commissione parlamentare zoomafia, anche perché insomma ci sono iniziative parlamentari in corso per incardinare un po', definire, circoscrivere questo fenomeno. Allora, benvenuta all'onorevole Longi. Grazie. Antonello Mancuso, che è veterinario dell'ASP di Catania, alla mia sinistra il vicequestore Nino Ciavola, benvenuto, perché la polizia ovviamente in prima linea sul campo a reprimere il fenomeno. C'è Antonio Condorelli con noi, in collegamento Claudio Coratella, che è presidente dell'associazione Save the Horse, l'associazione che si occupa di far rivivere questi cavalli, in qualche modo rimetterli nel loro ambiente consueto, consuetudinario, insomma all'aperto, dove dovrebbero stare i cavalli, per riprendere un po' di vigore, di vita, insomma, per ritornare ad essere amati come dovrebbe essere ogni animale. Allora, copertina e poi cominciamo il dibattito su questo tema. E queste le immagini, insomma, che ahimè ci siamo abituati a vedere. Parto subito dal vicequestore Nino Ciavola, perché qui abbiamo visto la polizia impegnata nel reprimere il fenomeno. Nell'ultima settimana c'è stata un'altra operazione importante che ha smantellato non solo un giro di scommesse, ma anche le stalle abusive, perché poi c'è tutto questo dietro, persone che insomma in qualche modo sfruttano questi cavalli per diciamo, natura ovviamente di business illegale. Grazie intanto dell'invito per parlare di un fenomeno che interessa in particolar modo la città di Catania e la provincia di Catania, non solo appunto il comune di Catania. La Polizia di Stato è impegnata su più fronti in tal senso, sia sulla parte appunto dei controlli tipo preventivo che facciamo unitamente a una sinergia che abbiamo da anni con i medici veterinari del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Catania, che è ovviamente tipo repressivo, quando non riusciamo che in qualche modo a prevenire il fenomeno con i controlli costanti, continui che facciamo, lo dobbiamo reprimere. Appunto in diverse occasioni abbiamo fermato appena in tempo alcune corse clandestine, in altre occasioni abbiamo dovuto aspettare anche che la corsa terminasse, in considerazione del fatto che gli animali, una volta lanciati in corsa, se dovesse essere fermati potrebbero solo che ferirsi, e quindi a quel punto è meglio, diciamo, intervenire sempre a tutela dell'animale. L'obiettivo ovviamente deve sempre la tutela dell'animale, e chiaramente poi ci sono tutti i reati connessi a questo, all'esercizio delle corse clandestine, ma i controlli di tipo preventivo sono fondamentali perché portano spesso anche a delle sanzioni che diciamo, sono di tipo ovviamente amministrativo, ma anche delle violazioni di tipo penale, come in questo caso. Considerato che negli anni abbiamo certificato, attestato la presenza degli animali in delle condizioni che non erano appunto compatibili con la loro natura, e quindi per tradurre, diciamo, molto più facilmente anche per i cittadini, erano in stalle
spalle abusive, dove potevano soltanto ferirsi. Abbiamo un po' di immagini, lo dico alla regia, mentre il vicequestore Sciavola sta parlando, mandiamo queste immagini di questa operazione. L'ultima si chiama Zoccolo Duro. Zoccolo Duro perché effettivamente, nonostante i continui inviti e proprio le diffide formali e con sottoposizione a vincolo sanitario degli equidi, questo non è stato fatto. In questa occasione abbiamo deciso di sottrarre tutti questi animali per chi comunque è restio anche alle violazioni e delle autorità, che quando era stato imposto di doverli trasferire in una sede adeguata, e grazie poi a Save Horse, che è collegata appunto con noi, siamo riusciti a trovare uno spazio idoneo per poter affidare ben 16 cavalli. 23 cavalli sono tantissimi, insomma, non si mettono, no? Guardo il veterinario, guardo l'onorevole Longi che è amante di cavalli per sua natura, no? per interesse personale. Allora, onorevole Longi, noi ci occupiamo di politica in questa trasmissione, parliamo anche di temi di sicurezza, parliamo ovviamente di temi che riguardano i cittadini. Questo tema però è venuto fuori con una riflessione fatta proprio con l'onorevole Longi, perché insomma ci siamo resi conto che, come diceva il questore Sciavola, noi viviamo più del resto d'Italia questo fenomeno delle corse clandestine dei cavalli. Diciamo che in larga misura un fenomeno siciliacentrico, ma più che altro è anche cataniacentrico, perché proprio qui si verificano i maggiori episodi criminali. Sì, io intanto ringrazio la redazione per aver dimostrato grandissima sensibilità su questo tema ed averci dato la possibilità oggi qui di parlare di corse clandestine di cavalli, perché abbiamo proprio evidentemente centrato l'obiettivo che ci eravamo prefissati come commissione delle ecomafie, e quindi quello di accendere un riflettore su questo fenomeno che, come appunto dicevi poco fa, sembra apparentemente circoscritto solo all'area catanese, ma poi andando in profondità attraverso uno studio dell'intero territorio nazionale ci accorgiamo che è vero che Catania è il cuore di queste attività, ma purtroppo questo genere di reato viene perpetrato anche in altre zone d'Italia, anche se ha origini diverse. In Lazio e in Campania, ad esempio, questo business è prerogativa. Che è redditizio? Ci dica un po' di dati che avete voi come commissione parlamentare. Ma guardi, su ogni corsa clandestina le scommesse e l'indotto arrivano a svariati centinaia di mila euro, soprattutto in passato su una corsa particolare che si effettuava lungo la strada che sale sull'Etna, era chiamata la Grand Prix, e lì proprio si scommetteva veramente forte. Ma il problema non è solo quello legato al business illecito delle scommesse. Sarebbe veramente riduttivo pensare alle corse clandestine come un singolo reato di maltrattamento nei confronti degli animali, perché legato a queste attività vi sono numerevoli altri elementi preoccupanti che vanno dall'introduzione della macellazione clandestina e quindi all'interno della filiera alimentare, all'utilizzo di farmaci provenienti dal mercato nero, l'associazione mafiosa. Quindi non possiamo fermarci. Perché la commissione sulle ecomafie si è focalizzata sulle corse clandestine? Perché partendo da lì viene fuori un substrato veramente da attenzionare e da tamponare. Antonio, perché la mafia si circonda di cavalli? Perché è un simbolo. Il cavallo, che è probabilmente uno degli animali più sensibili che esistono, ha degli aspetti, dal mio punto di vista, quasi umani, diventa un simbolo dell'organizzazione criminale. Quando il cavallo vince una gara, sta vincendo un gruppo. Quindi agli investigatori è molto utile anche osservare chi sono in quel momento i componenti di quel gruppo. E nel passato sono emersi anche latitanti, fantini latitanti, sono emersi ricercati, sono emerse persone delle quali non si conosceva bene la collocazione, e allora tu li ritrovi insieme a tifare per un cavallo. Allora, ho visto là quelli col Kalash. e quella è un'esibizione della forza
che ha l'organizzazione in quel momento, cioè l'organizzazione in quel momento vince, l'organizzazione in quel momento con i motorini, guardate che loro fanno pressione perché stanno attorno al cavallo, cioè è tutta una compagine che si muove, è un fenomeno molto complesso che non si può combattere esclusivamente tipizzando attraverso il codice penale ogni fattispecie della partecipazione attiva a quella manifestazione. In quel momento ci sono più comportamenti che sono espressione di tante cose diverse, perché c'è quello che è il macellaio, c'è quello che è il ragazzo che sta emergendo e sta crescendo e sta affermando la sua autorevolezza in un gruppo emergente e allora inizia ad avere uno scooter 300 anche se ha 13 anni, c'è il figlio dell'ergastolano che viene rispettato, spunta il latitante all'improvviso e allora si comincia a capire cosa sta succedendo anche dentro la criminalità organizzata e in quel momento è in corso semplicemente non un summit ma qualcosa di più, è in corso una gara, una corsa. Allora questi cavalli devono vincere e devono vincere a tutti i costi. Sono dopati, sono cavalli dopati, certo, e poi dobbiamo passare a livello politico dell'interpretazione di questi fatti, perché in questo la politica è divisa, ne parleremo anche tra poco. Allora, Antonello Mancuso, veterinario dell'ASP di Catania, che lavora a stretto contatto ovviamente con le forze dell'ordine, diciamo polizia, ma anche carabinieri, perché insomma entrambi sono sul campo per reprimere questo fenomeno. Che cosa trovate? Beh, intanto ringrazio per l'invito. Allora, la collaborazione è pressoché giornaliera, organizzare determinate attività comporta come dire, un impegno grosso. Cosa troviamo? Troviamo equidi che sono detenuti in condizioni, come diceva giustamente il vicequestore Ciavola, in condizioni incompatibili con le caratteristiche etologiche. Mi ricollego a quello che abbiamo appena detto, il cavallo è un animale molto sensibile, è un animale sociale che non deve vivere in stallo singolo, quindi noi andiamo, troviamo in questi bassi dei quartieri di San Cristoforo piuttosto che di Picanello, questi stabili semi abbandonati, spesso totalmente abbandonati, che vengono adibiti in maniera abusiva a stabilimento di detenzione per equidi. Non è più nemmeno un allevamento, oggi la normativa dal 2022 è profondamente cambiata, quindi il requisito base per detenere, peraltro all'interno della città. Allora, lo stabilimento di allevamento è un'industria insalubre di prima classe che non può stare al centro. No, però entriamo proprio nel vivo, cioè che tipo di animali trovate? Troviamo animali, troviamo deperiti, malati, troviamo puro sangue trovate begli esemplari, cosa troviamo? Cavalli che vengono pagati anche su dichiarazione dei sedicenti proprietari diverse decine di migliaia di euro. Troviamo cavalli che dovrebbero essere all'ippodromo, invece sono scooterizzati al centro di Catania. Come fanno a passare dall'ippodromo? E questo è un ramo che bisogna seguire, perché non è normale. Sono livelli diversi. Come fanno? I cosiddetti dall'ippodromo, sono diciamo dagli accertamenti che abbiamo fatto, ma anche dalle stesse dichiarazioni che loro stessi fanno. Infatti sono cavalli che sono censiti, quindi hanno un microchip o altro, ma sono tenuti, diciamo, fanno i cosiddetti scarti di pista, come vengono chiamati in questi casi, cioè quei cavalli che non raggiungono la tempistica idonea per gareggiare all'interno di un ippodromo, vengono ovviamente comprati molto meno rispetto al valore di mercato di quando erano appunto, diciamo, nelle condizioni di gareggiare. Ma la cosa che a mio parere appunto è importante in questi casi è proprio un punto di vista proprio culturale. Diceva prima il dottore Condorelli, è tutto un problema culturale, questa espressione a volte proprio della compagine mafiosa di voler dimostrare un atto di forza, l'utilizzo delle armi, ma ancora prima bisogna anche andare a investigare, dico, da un punto di vista proprio culturale, perché loro sono convinti che questi equidi vengano tenuti con amore, perché effettivamente loro amano questi cavalli in molte occasioni, ma hanno un concetto di amore completamente diverso rispetto a quello che è previsto, cioè perché per cultura non riescono neanche a immaginare il danno che fanno a quell'animale
animale, e quindi il fatto di tenerli in quelle condizioni, se loro sono convinti di tenerlo sotto casa, in un basso, in una casa abusiva, in un immobile abusivo, ma al di là che sia abusivo o meno, anche quelle contestazioni che vengono poi sempre fatte, sono tenuti in condizioni appunto maltrattanti. A volte, ecco, è importante dirlo, questi controlli preventivi abbiamo individuato dalla macellazione clandestina, da cavalli appena macellati, abbiamo individuato dei cavalli che poi hanno avuto dei gravi incidenti, anche ad esempio quelli in circonvallazione che ha coinvolto uno di questi cavalli che è sanguinante, è stato trasportato in modo assolutamente improprio senza neanche chiamare un veterinario. Ci sono tante tipologie, abbiamo trovato in queste stalle anche i ganci che vengono utilizzati dai macellai per la macellazione, quindi insomma... Allora fatemi andare a vedere questi cavalli bellissimi con Claudio Corotella, presidente dell'associazione Save the Horse, che insomma quando lo chiamano arriva da qualunque parte d'Italia. Io lo dico, Corotella, noi le abbiamo risparmiato il caldo della Sicilia, non credo che dalle sue parti sia più fresco, però insomma preferivamo vederla con i suoi cavalli, che poi sono i cavalli sequestrati, no, durante queste operazioni. Voi avete un ruolo fondamentale, un ruolo davvero etico, importante, edificante anche per voi li rimettete in natura praticamente questi cavalli, no? Sì, allora buongiorno a tutti, grazie per questo invito molto gradito, volevo approfittarne per l'onorevole Longi, Si sente un po' male. tutti gli altri ospiti che si stanno prodigando, quindi, Riusciamo a sentirlo un po' male però. Scuso che insomma si sta facendo veramente tanto. Corotella non si sente, si sente a intermittenza purtroppo, non riusciamo a sentirla. Con la regia riusciamo un attimo a ristabilire il collegamento. Nel frattempo facciamo vedere anche un po' di immagini che ci ha mandato proprio Corotella da questi allevamenti dove i cavalli vengono restituiti ovviamente alla natura, dove questi cavalli incontrano anche, ecco vedete, qui ritornano in libertà. Si vede subito che sono dei cavalli comunque che potrebbero essere anche dopati, ma sono dei cavalli comunque sono dei bei razza. cavalli, insomma, ecco, qualcuno è più deperito, qualcuno ecco, l'approccio salutistico al fenomeno può non essere sufficiente a evitare che questo fenomeno accada, perché il cavallo potrebbe anche essere tenuto bene e allora in quel caso gli investigatori avrebbero meno elementi in mano per intervenire, anche gli ispettori dell'ASPA hanno meno elementi in mano per intervenire. Invece, siccome si tratta di un fenomeno sociale, quindi un fenomeno complesso, è necessario l'intervento di tutti i protagonisti istituzionali che sono coinvolti quota parte nel fenomeno. Facciamo un esempio: nel passato a Librino è stato normale impiantare le stalle nelle aiuole, nelle rotonde, nelle case popolari, nei garage delle case popolari. Che trovano, ecco, questo fenomeno è il frutto dell'abbandono, in alcuni casi quando avviene, da parte delle istituzioni del controllo di un determinato spazio che viene occupato da colui che esercita il prestigio in quel quartiere. Se voi andate la mattina allo stradale San Giorgio vedrete i ragazzini delle organizzazioni che sono con lo scooter, ovviamente anche a 10 anni, 11 anni, che sono al trotto con piccoli cavallini, pony, che sono questi cavalli che poi crescono, che vengono regalati. Il regalo di compleanno più prestigioso che viene fatto a un ragazzino è quello: gli diamo un cavallo e lui se lo cresce. Quando lui gira nella rotonda, il ragazzino sta affermando la propria capacità di domare un cavallo, la sua persona. Allora, onorevole Longi, cosa è venuto fuori dalle vostre ricerche? Mi raccontava anche la storia delle bandiere, che erano proprio segnali, no, di appartenenza anche. Sì, assolutamente, come diceva anche il vicequestore, c'è una corresponsione fra le scuderie e determinati gruppi legati alla malavita. È proprio per questo che ecco, come si diceva, solamente attraverso la sinergia e la collaborazione fra tutte le istituzioni questo fenomeno può essere arginato. Poco fa dicevi non tutta la politica lo pensa allo stesso modo. Io credo che il grande pregio in questa legislatura della politica è stata quella che per la prima volta all'interno della commissione sulle ecomafie è stato istituito
appunto un filone dedicato alle zoomafie e che ho avuto la fortuna di riuscire a far comprendere ai miei 35 altri colleghi, quindi senatori e deputati che fanno parte di questo gruppo, cosa fosse una corsa clandestina o cosa fosse un combattimento dei cani, perché è chiaro che chi vive a determinate latitudini non avesse assolutamente contezza di ciò che stavo provando a raccontargli. Quindi io devo assolutamente ringraziare il Presidente e tutti i colleghi bipartisan, perché su determinati argomenti non può esserci una bandiera politica, devono essere temi affrontati da tutti. La interrompo perché ovviamente il tempo stringe. Quello che mi interessa anche approfondire, lo facciamo in questa sede, è il filone alimentare, perché come sapete, è inutile dirlo ai nostri diciamo, concittadini, tra Catania, diciamo, nell'area ionica, la carne di cavallo è anche un alimento che insomma, viene apprezzato. Ricordo che c'è stato pure qualche diciamo, intervento parlamentare quando al Parlamento si è discusso diciamo, di vietare la vendita della carne di cavallo, perché appunto il cavallo è un animale senziente. Diciamo, che evidenze avete? Voi lavorate anche a stretto contatto con il Ministero per l'Agricoltura, quindi avete anche insomma, questa stretta collaborazione diciamo, anche diciamo, sul fenomeno dei numeri, quindi su questa filiera alimentare. Abbiamo sentito il questore Ciavola che diceva noi troviamo ovviamente le zone di macellazione, il dottor Mancuso diceva noi troviamo i ganci, che sono i classici ganci per appendere, no, i quarti di cavallo, le cosce. Quindi è evidente che questa carne poi va da qualche parte, questo cavallo macellato. Assolutamente sì, per l'anno il dato di certezza e di evidenza è quello che nel 2025 gli equidi macellati sulla filiera tracciata e regolamentare sono 21.000. Abbiamo abbastanza contezza di credere che altre svariate, un paio di migliaia, vengano macellati su circuiti abusivi e illeciti. Non è un numero, tanti, perché stiamo parlando del 10%. Non è un numero che diciamo, possiamo certificare. Noi possiamo effettuare un incrocio di dati fra quelli che sono i cavalli che spariscono, come dicevamo, quei cavalli a fine corsa che in particolar modo da un ippodromo del centro Italia vengono trasferiti in Sicilia, dove poi vengono perse le tracce. Quindi se ci sono 100 cavalli che partono dall'ippodromo X, arrivano in Sicilia e poi questi 100 cavalli se ne ritrovano 3, 4, 5, è chiaro che per una sottrazione banalmente matematica questi altri cavalli siano finiti in qualche griglia lungo la strada, e quindi credo che questo sia un aspetto, uno degli aspetti anche più preoccupanti. Non demonizziamo ovviamente, perché diciamo, c'è ovviamente la filiera legale, ci sono gli allevamenti. A chi è appassionato delle classiche polpette o della carne di cavallo in generale di consumarla lì dove vi è una tracciabilità, ed evitare di portare soprattutto magari i bambini a mangiare della carne non tracciata piena di anabolizzanti, antibiotici, antinfiammatori. Potrebbe essere in qualche modo. Anche pericoloso. Per l'onorevole. E poi proviamo con Adele e vediamo, probabilmente abbiamo ristabilito il collega. Cosa ne pensa l'onorevole di questa proposta di dichiarare il cavallo non macellabile, quindi un animale da affezione e non un animale da destinare al consumo alimentare? Se le devo rispondere come singolo cittadino, per me il cavallo è assolutamente un animale da affezione al pari del cane. Io non sono però un estremista e credo che bisogna lasciare la libertà ad ognuno di poter scegliere cosa consumare. Qualcuno potrebbe pensare così della mucca piuttosto del maiale che magari viene allevato a casa come un cagnolino. Io credo che bisogna trovare sempre un equilibrio e soprattutto mettere al primo posto la salute delle persone e il benessere dell'animale. Quindi per tutti quei tipi di allevamenti noi siamo degli esseri umani, siamo onnivori, siamo dei carnivori, e quindi è giusto anche lasciare la libertà di consumare carne, così lasciare la libertà a un vegetariano di non consumarle. L'importante è che gli allevamenti e chi consuma la carne e le macellazioni avvengano secondo delle regole che rispettino la vita e il benessere dell'animale. E la salute ovviamente dell'uomo. Vediamo se riusciamo a collegarci con Claudio Coratella, presidente di Save the Horse. Peccato che questo collegamento insomma è un po' ballerino. Allora Coratella, ci siamo?
Sì, buongiorno. Eccolo qua. Allora, no, mi dispiace, non so se prima si è sentito quello che stavo dicendo. No, però abbiamo visto quel Innanzitutto, bellissimo proprio in cavallo alle apertura sue spalle. Sì, no, mi sono spostato perché lì purtroppo il campo era non buonissimo, quindi sono dovuto entrare all'interno dove abbiamo un po' più diciamo campo Diretto. col wifi. No, io ci tenevo innanzitutto a ringraziare la redazione per la sensibilità mostrata, sono temi importanti, bisogna parlarne perché è importante parlarne. Volevo ringraziare l'onorevole Longi che si batte proprio in favore dei cavalli da sempre, insomma, e quindi noi apprezziamo moltissimo il dottor Ciavola e il dottor Mancuso per quello che hanno fatto, ma anche oltre che per, diciamo, per tutte le varie operazioni, anche proprio per quest'ultima fatta nei giorni scorsi, che è stata veramente un'operazione unica, quindi li ringrazio tantissimo per quello che stanno facendo in favore dei nostri amici cavalli. Noi come associazione ci siamo, ci saremo, siamo sempre accanto alle istituzioni per queste battaglie, quindi siamo qui e rinnoviamo la nostra disponibilità. Dove li mettete questi cavalli, Corradella? Dove li mettete? Perché li dovete trasportare, cioè un cavallo non è un animale piccolino, è un animale importante, ha bisogno diciamo di spazi, di zone adeguate, insomma, non può stare ovunque. Ha bisogno di spazi, di zone adeguate, ma anche di socializzare. È un animale che vive in branco. Purtroppo noi abbiamo visto questi cavalli isolati da soli, vivere da soli, spazi angusti, bui. Invece ha bisogno di natura, ma anche ha bisogno di socializzazione. Quel cavallo che vedete adesso, da quando ha visto che esiste il sole, sta sempre sdraiato ad abbronzarsi, io dico scherzando, perché per lui è un'emozione, ha ampie zone d'ombra, ma sta sempre al sole sdraiato. Purtroppo, come dicevo, molti di loro sono gravemente compromessi, alcuni hanno, in particolare due, noi li riteniamo in codice rosso, hanno delle problematiche serie, i nostri veterinari stanno lavorando da giorni ininterrottamente con loro, la zoppia è presente in più della metà dei cavalli, insomma purtroppo ecco, questo è uno di quelli che ci preoccupa di più, ha una serie di problematiche molto serie, da una grossa infezione all'orecchio al fatto che una delle 4 zampe non riesce a appoggiarla, praticamente vive su 3 zampe. Insomma, ci sono una serie di patologie, di analisi. Speriamo. Quanti ne avete in questo momento, Corradella? Quanti ne avete in affidamento? In totale? Sì. Oltre 40 in questo momento. Sono tantissimi. E quanti ne avete sì. avuti, diciamo, nell'anno? Ecco, quanti ne passano da voi durante l'anno? Guardi, dipende, non è mai uguale, però ne passano oltre un'ottantina. Beh, sono numeri importanti. Allora, considerate che noi abbiamo un'oasi di 60 ettari, la stiamo ancora finendo perché purtroppo costruire la costa, noi siamo un'associazione di volontariato, cioè tutti noi dal presidente al volontario che è iniziato oggi, nessuno di noi percepisce un centesimo, però noi viviamo di donazioni, quindi purtroppo le cose vorremmo fare tanto, ma a volte poi ci sono i limiti economici, quindi noi per esempio quest'area stiamo costruendo tutta un'area nuova di paddock che purtroppo poi ogni tanto ci dobbiamo fermare, raccogliere, trovare fondi, poi ne costruiamo un altro, poi purtroppo Onorevole Longi, aiutateli col Parlamento, dategli fondi. Assolutamente sì. Date fondi a chiunque. Quindi piano piano. Sì, questo è assolutamente il prossimo obiettivo che io mi sono prefissata, perché vede, la questione è che se in questa catena manca un anello va a monte tutto il sistema. Il problema più grosso da affrontare in questo tipo di attività è il collocare i cavalli a valle dei sequestri, e non è pensabile di poter demandare alle associazioni del terzo settore la responsabilità e i costi economici del mantenimento dei cavalli. È quindi lì che la politica deve effettuare un altro salto, e quindi il mio impegno sarà quello di collaborare, come già sto facendo, con il Ministero per cercare di strutturare un fondo triennale proprio per dedicare dei soldi per il mantenimento dei cavalli che vengono sequestrati in attesa della poi adozione. Non tutti questi cavalli possono essere adottati perché molti si trovano in condizioni psicofisiche non adeguate, altri possono essere riabilitati, e comunque un cavallo costa il mantenimento circa 300 euro al mese, quindi immaginiamo il costo annuale per tutti questi cavalli che vengono sequestrati. Un ulteriore problema è che questi
questi cavalli devono essere allontanati dal luogo del sequestro per evitare ritorsioni, per evitare che questi gruppi vogliono riprenderseli e che possano anche ledere le associazioni e i volontari che li curano e li detengono. Allora, abbiamo finito. Sì, non so se il problema, se posso Corradella, veramente una cosa, pochi secondi. Proprio pochi secondi. Il problema è soprattutto anche nella fase iniziale, perché giustamente un cavallo, più o meno, considerando quello che mangia e consuma, sono circa 10 euro al giorno, quindi parliamo di 300 euro circa al mese. Il problema è che nella fase iniziale ci sono analisi, vaccini, perché chiaramente nessuno aveva il Cogenz, nessuno aveva i vaccini, nessuno era stato sverminato, che sono più ci sono varie analisi, ecografie, radiografie e altro. Quindi il costo iniziale di cura è altissimo per ogni singolo cavallo. Non ci pensa mai nessuno. In più la maggior parte di questi cavalli, avendo subito dei forti doping o altro, hanno anche problemi col sangue e via dicendo. Quindi ci sono una marea di cure che vanno fatte e purtroppo poi noi grazie Corradella, grazie, siamo in chiusura, grazie, complimenti per l'attività che fate quotidianamente, vi sosteniamo anche da lontano. Vicequestore Ciavola, allora, chiudiamo con lei, insomma, visto le operazioni. Insomma, no, io nel rinnovare il ringraziamento a Save Horse e a tutti quelli che hanno partecipato, perché abbiamo creato una buona rete attorno proprio al benessere del cavallo. Io vorrei creare, se possibile, visto che abbiamo tanti telespettatori che ci ascoltano, creare rete con tutta la città. Non bisogna normalizzare il dato, cioè non bisogna normalizzare il fenomeno. Il fatto di vedere, ne parlavamo prima con il dottore Condorelli, che dice è abituale vedere questi calessini con questi ragazzini sui poni. Noi vogliamo che diventi abituale come Polizia di Stato la segnalazione da parte del cittadino. Quest'anno abbiamo fatto almeno 4 interventi, non erano mai stati registrati, e questo è il dato positivo, perché dobbiamo parlare delle cose positive. Il cittadino si è stancato di vedere il cavallo in mezzo al traffico smarrito e ha telefonato e ha mandato le fotografie con la nostra app YouPoll, che ripeto, lo dico non per pubblicizzarla ma perché non abbiamo alcun ritorno economico. È fondamentale l'app YouPoll, si possono fare le segnalazioni anche anonime, si possono mandare video, si possono mandare foto, e l'importante, l'intervento nostro sarà immediato, perché dobbiamo riuscire, permettere non solo di in qualche modo arginare il fenomeno, se non sconfiggerlo col tempo, ma bisogna comunque cambiare la cultura, e noi abbiamo registrato tanti cittadini che hanno, diciamo, applaudito alla nostra attività, e il plauso non può rimanere soltanto alla mega operazione, deve essere fatto quotidianamente con le segnalazioni, perché il cittadino sono i nostri occhi sul territorio. Cittadini consapevoli. Allora io ringrazio l'onorevole Eliana Longi, componente della commissione parlamentare delle zoomafie, parlamentare di Fratelli d'Italia. Saluto Antonello Mancuso, veterinario dell'Aspe di Catania. Saluto Claudio Coratella, presidente dell'associazione Save the Horse. Grazie per essere stato con noi. Ringrazio il vicequestore Nino Ciavola, con il quale praticamente c'è una collaborazione quotidiana, perché le operazioni della polizia ovviamente non si fermano alle corse dei cavalli, ma insomma sono diciamo, a tappeto su tutto il territorio. Antonio, noi chiudiamo qui questa stagione. Esatto. Tu, non ci sarà nel dibattito che comincerà subito dopo la sigla. Allora grazie anche a te per essere stato con noi. È stato un anno importante, una voce autentica, e devo dire che i feedback con i cittadini sono straordinari, quindi avanti così. Grazie Antonio. Allora ci fermiamo, dopo la sigla cominciamo il dibattito, gli ultimi fuochi prima dei bagni a mare della politica siciliana. Stanno litigando anche ora, mentre noi parliamo, chi a Zafferana, chi a Catania, chi a Palermo, insomma la politica ha sempre qualcosa su cui litigare. Dopo la sigla comincia il dibattito. Grazie a tutti gli ospiti. E allora ancora ben trovati, dopo la sigla abbiamo archiviato questa anteprima dedicata appunto al fenomeno del business delle corse clandestine dei cavalli, un tema centrale in Sicilia, a Catania soprattutto, l'abbiamo dibattuto nella prima parte della nostra trasmissione. Adesso apriamo il dibattito politico. Allora saluto gli ospiti, alla mia destra Raffaele Stancanelli, eurodeputato del gruppo dei Patriots, estrema destra, no? Destra.
Destra, estrema destra al Parlamento europeo, no? Si Buonasera, buonasera. Vedi così, svincola. Alessandro Porto di Fratelli d'Italia e la senatrice Daphne Musolino di Italia Viva. Dovremmo avere collegato Anthony Barbagallo, il segretario regionale del Partito Democratico, tra un po' lo collegheremo. Ci colleghiamo anche, li vedo in movimento, con Zafferana Etnea, dove in questo momento è in corso la festa tricolore, o meglio quello che si chiamava una volta la festa tricolore, adesso si chiama Etna Tricolore, la festa di Fratelli d'Italia in Sicilia. Vedo Alberto Cardillo con un ospite che dovrebbe essere il presidente dell'autorità portuale di Messina, chiamiamola così, poi nel tecnicismo diciamo, ce lo facciamo spiegare da lui come si chiama Francesco Rizzo, cioè come si chiama l'autorità portuale, lui si chiama Francesco Rizzo. Benvenuti a entrambi. Allora, sono in questo momento in pausa, evidentemente in pausa di lavori. Allora, cominciamo il dibattito politico, perché centrodestra litigioso, e qui guardo Raffaele Stancanelli che ha una grande esperienza, diciamo, della politica anche regionale, ovviamente, no? Centrosinistra che non fa eccezioni, perché vogliono trovare il candidato, diciamo, ideale per battere il centrodestra. Abbiamo visto ieri anche lì da Fratelli d'Italia qualcuno che non le ha mandate a dire, come Nello Musumeci, che adesso faremo sentire nelle sue dichiarazioni. Arianna Meloni, che mi è sembrata, Cardillo, un po' agitata. Arianna Meloni ha risposto un po' malì, un po' maluccio. No, non è agitata Arianna Meloni, è verace, come piace essere noi di destra, noi siamo sinceri, così come ci vedono gli elettori non riusciamo a fingere, siamo poco democristiani in questo senso e riusciamo a trasferire quelli che sono i nostri sentimenti. D'altronde la festa del tricolore, l'Etna Tricolore, sono momenti comunitari in cui si condividono idee e anche passione, e Arianna Meloni è una grande passione, e a noi di destra piace fare politica per passione e trasmettere quelli che sono i nostri sentimenti senza infingimenti. Ecco, c'erano tutti, li stiamo vedendo, abbiamo visto Calvagno, Ciancitto, abbiamo visto l'assessore ai beni culturali, Ella Bucalo, parlamentare dei Fratelli d'Italia, qui c'è Alberto Cardillo che è il segretario provinciale, che è uno degli organizzatori di questa kermesse, che ha visto appunto Arianna Meloni ieri a inaugurare i lavori. Arianna aveva il ruolo di istigatrice, Musumeci di moderatore, quello che doveva mediare. E hanno fatto esattamente il contrario. Allora, siccome noi, diciamo, il tema qual è in questo momento? Lo dico per i nostri telespettatori, per capirci meglio, no? In questo momento c'è una partita che si gioca tutta sulle elezioni anticipate. Se dovessero essere anticipate le elezioni regionali, ovviamente si aprono finestre, si aprono prospettive per diversi partiti, tra cui il partito dell'amico di Daphne Musolino, Cateno De Luca, ma anche per Ismaele Lavardera, anche per gruppi come quello del Movimento per le Autonomie, che è un gruppo territoriale. Bisognerà capire come si riposizioneranno gli ex cuffariani. Se l'elezione invece dovesse essere anticipata, ma in election day, quindi con le elezioni politiche, chiaramente questo aprirebbe un altro tipo di partita, perché qui il ruolo, diciamo, più importante lo farebbero i partiti strutturati a livello nazionale, per gli altri è un po' più complicato, giusto Alessandro Porto? Questo è, ne avete parlato voi in questi... Assolutamente. Ecco, chiaramente il segretario ha espresso appunto la non esigenza in questo momento di parlare di elezioni anticipate, perché c'è un programma da rispettare. È chiaro che in concomitanza invece con il programma nazionale, che sembra invece che abbia avuto un'accelerazione soprattutto con la legge elettorale, questo chiaramente potrebbe anche cambiare un poco le regole del gioco. Se si va sicuramente alle elezioni anticipate nazionali, è chiaro che il governo regionale potrebbe anche adeguarsi a questa data, che si parla di marzo-aprile del 2027, ma non perché c'è l'esigenza dal punto di vista elettorale, ma perché c'è un'esigenza di congiuntura di due scadenze che diventa importante soprattutto per i partiti nazionali, perché come hai detto poc'anzi tu, come è successo già nella scorsa tornata elettorale, i partiti non nazionali sono stati un poco, come dire, penalizzati, esatto, perché chi votava Partito Democratico lo faceva sia per le regionali che per le nazionali, chi invece doveva il consenso cercarlo soltanto per le regionali, è chiaro che come dire, aveva dei condizionamenti. Ma tutto ciò, ripeto, deve
deve essere dovuto a quello che chiaramente è il programma, secondo me poi anche fa da traino per quanto riguarda anche il resto delle elezioni regionali, è quello del programma nazionale, dove la Premier ha dato secondo me dei segnali forti per quanto riguarda un'accelerazione, ma soprattutto sul programma, ma sulle regole certe, che forse è quello che oggi chiedono. Quali sono queste regole certe? Le regole certe, la legge elettorale. La legge elettorale è certamente regole certe, perché al di là di quello che dicono chi chiaramente è contrario, e come ieri ha anticipato Musumeci, non esiste la legge elettorale perfetta. La legge elettorale è una legge elettorale che serve per governare. È chiaro che se la sinistra perde le elezioni, come è successo negli ultimi anni, è chiaro che non gli piace la legge elettorale che è in corso, perché comunque loro sanno che perderanno e quindi vorranno modificarla in modo tale da poter arrampicarsi sugli specchi e trovare una soluzione alternativa per poter raggiungere il loro obiettivo. Ma è chiaro che quando tu devi fare una legge come il sindaco, l'elezione diretta del sindaco, devi dare una certezza di poter governare, e lo fai attraverso il voto dei cittadini. Mussolino, se ne parla di questa legge elettorale? Se ne parla. Se ne parla, parecchio se ne parla, tra l'altro adesso è iniziata la discussione alla Camera, è iniziata venerdì, proseguirà nei prossimi giorni. Però non sono d'accordo con quello che dice il mio amico Alessandro Porto, perché lui dice la sinistra se vuole cambiare la legge elettorale perché quella che c'è non gli sta bene, ma con questa legge elettorale avete vinto voi, quindi non si capisce qual è il motivo per il quale voi vorreste cambiare o volete cambiare questa legge elettorale. Poi c'è il grande tema delle preferenze. Daphne, ma se voi state facendo il grande parlate del campo largo, dei grandi progetti, se voi siete così forti, noi siamo pronti. Il problema non si pone, perché con i numeri. Infatti siete voi che la volete cambiare. Questo è quello che gli italiani non capiscono. La volete cambiare, non volete mettere le preferenze, perché questo è un grande bluff. Però noi Fratelli d'Italia siamo per le preferenze. Non si capisce perché non l'avete messo nel testo da portare in aula e fate questo gioco. Noi di Fratelli d'Italia siamo per le preferenze. Chiaramente gli altri partiti magari per motivi loro chiaramente non hanno questa idea, ma non so se voi volete le preferenze. Noi abbiamo lanciato pure una petizione. Noi Casa Riformista abbiamo già quando tu dici voi chi? Io parlo per il mio partito, Italia Viva, Casa Riformista. Io dico soltanto una cosa, lo dicevano i parlamentari ieri, non esiste una votazione in Parlamento del centrosinistra unanime, ognuno votate per i fatti voi, non c'è una sola votazione che voi avete votato unanime, quindi voi parlate di campo largo fuori dall'aula, ma in aula fate tutt'altra cosa. A parte che non è vero, perché su alcuni temi siamo assolutamente d'accordo. C'è anche Barbagallo sulla legge elettorale. La questione delle preferenze è un problema vostro, non nostro. L'ho visto collegato, credo, sì, eccolo qua. No, è frizzato, adesso ristabiliamo il collegamento. Stancanelli, lei che è stato eletto con le preferenze. No, io non so quanti telespettatori ci siano in questo momento in collegamento, ma voi pensate veramente che con le discussioni che avete fatto voi gli elettori si convincono che è necessario andare a votare? Cioè mi sembra assolutamente surreale quello che sta succedendo nella politica, non dico in questo studio, in generale, quando ci sono gravi problemi. Poco fa, prima che noi iniziassimo questo collegamento, c'è stato il servizio sulle corse clandestine, che è un problema serio, così come sono seri tanti altri problemi, e voi pensate che noi politici siamo ascoltati dai cittadini se parliamo di astuseria, a chi serve la legge elettorale, a chi non serve. Ecco, io penso che dobbiamo innanzitutto partire dalla concretezza. Come voi sapete, io non mi occupo di politica regionale da almeno 4 anni, quindi vivo un pochettino fuori, mi occupo di politica, l'ho detto tante volte anche in questa trasmissione, mi occupo di politica europea, lavoro là, faccio il mio dovere, spero di farlo bene ed essere giudicato bene, ma io penso che oggi vi sia, ma al di là degli schieramenti, io sono un uomo di destra, faccio parte di uno schieramento, quindi non ho niente da nascondere. Io penso che oggi vi sia un completo scollamento tra quello che chiede la società, quello che chiedono gli elettori, i cittadini, e quello di cui discute la classe politica di tutti i partiti. Ecco, vorrei un pochettino elevarmi al di sopra degli schieramenti, pur essendo un uomo di schieramento. Io penso che, e i risultati lo dicono, in Sicilia non vota neanche il 50%, in Sicilia votava il 90% fino a qualche anno fa, ecco, per essere chiari.
In Sicilia vi è una reazione, il conduttore ha fatto riferimento a Ismaele Lavardera e a Cateno De Luca. Non è che sono... Assolutamente non ho fatto riferimento a Vannacci. Perché... Sì, se facevi riferimento a Vannacci avrei detto anche a Vannacci. Cioè esiste in Sicilia, ma non soltanto in Sicilia, una reazione alla politicante che ormai ogni giorno è sui giornali e anche... Non faccio nessuna accusa né a te, ci mancherebbe altro, perché fate parte di questo come posso dire, di questo upus dove si chiacchiera la legge elettorale. Certo che è importante la legge elettorale, dico, è naturale, la legge elettorale serve, ma la legge elettorale serve per creare delle maggioranze stabili, quindi il tentativo che stanno facendo è questo, ma chiuso, non interessa più alla gente, poi vediamo cosa succederà. Ecco, quello che dico io è che la politica si dovrebbe rioccupare dei 2, 3, 4, 5 problemi seri che l'opinione pubblica guarda con attenzione e anche con preoccupazione e vedere cosa è necessario fare. Se non c'è questo, io non so se vince il centrodestra, vince il centro-sinistra, quando si voterà, se sono le anticipate, chi saranno i candidati, non lo so e neanche me ne interesso, però voglio dire, non è quello l'argomento che interessa gli elettori. Ecco, questo volevo dirlo come lui ha detto che sono anziano, come sono, Io condivido questa riflessione, però nella maggioranza ci state voi. Sì, siamo nella maggioranza, però la gente non vuole sapere neanche di maggioranza e neanche di opposizione, la gente vuole sapere cosa la politica porterà. Quindi fra un anno, fra 6 mesi, fra quando si voterà in Sicilia, ti posso contraddire? Ci saranno, ti posso contraddire perché ti dico una cosa, io non lo so se è così oggi, perché la gente quando vota, scusate, analizziamo, dico, qualche anno di esperienza ce l'ho io, magari non ho fatto il senatore, però dico qualche anno di esperienza ce l'ho anch'io. Cioè, oggi c'è sempre tempo. Infatti, finché c'è vita c'è speranza. Dico, gli elettori oggi non è che ascoltano quello che dici tu, con tutto il rispetto, quello che dico io, quello che dicono i leader del partito. Oggi gli elettori ascoltano quelli che invece contestano la situazione attuale, che è la cosa più facile. Vuol dire che trovano terreno fertile, vuol dire che c'è una ribellione, una frustrazione, chiamalo come vogliamo. È chiaro che è sempre più facile fare opposizione che fare governo. Noi facciamo il confronto fra quello che voi non sapete fare neanche l'opposizione, quindi sarà facile, ma voi non siete in condizione di fare opposizione. Il confronto fra quello che diceva Meloni all'opposizione, quando faceva il video sulla benzina e le accise, e Meloni che alza le accise. Allora non sono stato chiaro, allora. Ma scusate, vi posso dire una cosa, poi fate un attimo commentare. Ma la colpa, il problema è il sistema elettorale, il problema è quello che noi portiamo in aula e che comunque facciamo apparire il lavoro che noi svolgiamo. Io poco fa nella riunione di Fratelli d'Italia ho detto abbiamo portato in aula alla regione siciliana la riforma, era parlamentare la proposta, abbiamo portato una riforma degli enti locali. E l'avete erano 7-8 punti. Scusate, ma sapete qual era il punto, uno dei punti più importanti di questa riforma? Terzo mandato, ma quale terzo mandato? La fascia del Presidente del Consiglio. Cioè, giustamente, io da casa che sento che il problema degli siciliani è la fascia del Presidente del Consiglio questa è bella, comunale. Ragazzi, ma cosa ci aspettiamo? Che la gente poi ci dobbiamo dire... Stai dando ragione a me. Ecco perché poi come i Lavardera rendono bravo. Perché poi contestano quello che è facile contestare, perché comunque c'è un sistema chiaramente che è radicato nel tempo e quindi diventa facile dire che tutto non funziona, perché siamo noi che chiaramente dovremmo un pochettino migliorare, innanzitutto la classe politica. Dico io, non sono ho qualche anno meno ancora nel senso, dico, però certamente non sono io il futuro della politica, quindi mi permetto di dare qualche mettere limite alla provvidenza divina. Io non sono per allora, Barbagallo ha sentito un po' il tema, no? Stancanelli dice è inutile che parlate, discutete, lei è parlamentare nazionale oltre che essere segretario regionale del Partito Democratico, quindi oltre a sentire ovviamente tutte le vicende del suo partito all'interno della Sicilia vive l'esperienza parlamentare nazionale. Stancanelli dice questa politica è davvero distante dagli interessi reali dei cittadini.
cittadini che hanno a che fare con altri problemi, che sono quello dell'economia, quello della sanità, quello delle infrastrutture, quello dei trasporti, insomma tutto quello che ovviamente concerne la vita quotidiana dei cittadini. Poi arrivano personaggi, diciamo tra virgolette, populisti, non me ne vogliano i vari Cateno De Luca, Lavardera, Vannacci eccetera, che riscuotono l'attenzione e i consensi dell'elettorato, e questo, diciamo, al di là poi di chi vanno i consensi, questo poi sposta l'attenzione su quelli che sono i temi reali che vengono messi inevitabilmente di lato per inseguire appunto poi il populismo. Barbagallo. Ma sì, ho ascoltato un intervento. Io credo che sia considerale in questo momento per il governo quello che pensa la gente, aumentata dalla circostanza che si pensa di ritoccare la legge elettorale con le tante priorità invece che ci sono in questo momento nel Paese. Penso pure che non è un bel esercizio quello di dare pagelle di meritocrazia rispetto ad altri colleghi. Vale per Cateno De Luca, per le opposizioni o per Ismaele Lavardera. Probabilmente i tempi stanno cambiando e magari la capacità di comunicazione, il modello di comunicazione, l'uso dei social stanno rompendo le tribune politiche a cui eravamo abituati qualche anno fa, e quindi c'è un nuovo modello che parla al Paese. Sull'astensionismo in Sicilia, come dire, un po' condivido l'analisi di Raffaele, nel senso che la gente è più disaffezionata, non sente e non trova politici che sono in grado di interpretare al meglio le esigenze dei cittadini, però è anche vero che il tessuto siciliano sta cambiando, ci sono tantissimi, decine di migliaia di siciliani che sono residenti all'estero, come dire, che vivono all'estero, vivono nel resto d'Italia e non possono votare. Credo che questa è una grande ingiustizia su cui il centrodestra continua a voltarsi dall'altra parte. Il voto dove vivo è un tema, e anche per le elezioni amministrative, le elezioni regionali, le elezioni politiche, tanti non avranno la possibilità di votare. Io ho 2 figlie grandi e ahimè non vivono più neanche in Sicilia, ma sono tanti i casi di gente di famiglie che hanno i 2 figli maggiorenni che studiano fuori, e credo che su questo la politica dovrebbe dare una risposta, e la dovrebbe dare in tempi veloci. Sull'adeguatezza poi della capacità di fare opposizione, io credo che non è il caso di fare grandi previsioni, poi decideranno che come sempre sono quelli che hanno sempre ragione. Ci vedremo come funziona. Adesso poi ne parliamo ovviamente. Nel frattempo dicevo, do il benvenuto all'assessore ai trasporti della regione siciliana Alessandro Aricò, che è a Zaffera Etnea per la convention di Fratelli d'Italia, convention nella quale voi insomma vi siete dati, come si fa in questi casi, no? Anche un'agenda sui temi da approfondire. Alessandro Porto poco fa ha parlato di enti locali, avete parlato di pubblica amministrazione, parlerete ovviamente, se non l'avete già fatto, di infrastrutture, parlerete, insomma avete parlato di ETE, insomma tutti i temi che in qualche modo sono calati sul territorio Sicilia, però anche questi voi ve li raccontate e voi ve li commentate, no? Questo è il tema. Ricò. Ma non è proprio così. Innanzitutto voglio salutare tutti gli intervenuti dallo studio, ma i tanti che ci ascoltano da casa. Capisco la battuta, ma non è assolutamente così. Noi ce li raccontiamo e diventano materia programmatica per la fine della legislatura e l'inizio della prossima. Noi siamo un partito radicato sul territorio, voglio fare i complimenti agli organizzatori, al segretario provinciale, al cittadino, al segretario regionale, perché questi sono momenti di grande confronto e dibattito, anche tra di noi. A volte non la pensiamo allo stesso modo e quindi ci serve sederci, confrontarci su temi importanti come quello dei trasporti, delle infrastrutture, dell'ambiente, dei beni culturali, della proiezione che la Sicilia deve avere verso il mare, verso il controllo del territorio, riguardo anche alla protezione del territorio innestata alla protezione civile. Abbiamo dibattuto e stiamo dibattendo di questi temi con i quali poi ci confronteremo
ci stiamo confrontando con la nostra classe dirigente, con i tanti militanti che diventano in queste occasioni protagoniste, perché sono proprio loro che ci danno l'indirizzo dove andare, quali sono i temi che loro raccolgono sui territori, e poi ci confronteremo naturalmente per le prossime elezioni, in cui già avremo un programma elettorale ben definito che è frutto di questo genere di incontro. Arrigo, secondo lei si voterà prima, si voterà anticipatamente? O no, mi risponda come ha risposto Giorgia Meloni, anzi Arianna Meloni. Io sul voto anticipato, anche questa è una questione che ai siciliani interessa poco. Se non interessa la legge elettorale, figuriamoci il mese di quando si andrà a votare. Naturalmente ritengo che tutto sarà definito anche a Roma, perché rispetto alla non volontà di votare anticipatamente, ma ritengo che se a Roma si dovesse decidere per qualsiasi motivo di anticipare le elezioni, ritengo che accorpare questi due momenti elettorali per noi sia un bene, anche perché poi abbiamo visto che l'unità di intenti dei governi, in questo caso del governo nazionale e regionale, ha creato grande sviluppo per la Sicilia, dare la possibilità ai siciliani di poter decidere il governo sia regionale che nazionale. Ritengo che possa essere, diciamo, un giusto viatico. E al di là di tutto mi faccio rispondere come la vedo realmente, che si andrà a scadenza naturale sia a Roma che in Sicilia. Quindi nessun election day? Diteglielo a De Luca. No, alle ultime 48 ore sono stati pubblicati del report di Banca d'Italia. Abbiamo Banca d'Italia che ci dice che siamo sulla strada giusta, abbiamo lo Svimez, abbiamo l'Istat, ci dice che la regione siciliana negli ultimi anni è la regione che cresce, che è cresciuta di più. E ricordo nel 2018, nel fine 2017, quando è subentrato un governo di centrodestra, abbiamo trovato i conti del bilancio che non erano in ordine, e piano piano oggi, negli 5 anni precedenti e negli attuali 3 anni e mezzo di questo governo, addirittura abbiamo un rating che è uguale allo Stato, che è un Stato che è in crescita. Queste cose vanno dette anche a chi ci ascolta, perché pensiamo, un rating dello Stato che cresce con uno spread che partiva da 2,20 e arriva a 70, con la Sicilia che ha un rating uguale a quello dell'Italia. Questo potrebbe essere l'unico indicatore che potremmo spiegare ai siciliani per fargli capire che abbiamo fatto bene. E poi tutti gli indicatori della crescita del PIL sono sotto gli occhi di tutti. C'è anche da dire che dobbiamo recuperare un gap infrastrutturale. Io lo dico a ragion veduta e me ne guarderei bene, che il dire che le cose sono ottimali in Sicilia non sono ottimali, non lo sono da decenni, e dobbiamo recuperare un gap infrastrutturale che è di almeno 50 anni, ma ce la stiamo mettendo tutta, e io ritengo che da qui al prossimo anno avremo una Sicilia ancora migliore rispetto a quella che abbiamo trovato nel 2017. È ottimista, allora su questo dopo la pubblicità facciamo rispondere anche Barbagallo, che è stato molto critico e continua a essere molto critico al governo Schifani, ma facciamo sentire anche le parole di ieri del ministro Nello Musumeci, che ha pronunciato proprio alla convention di Fratelli d'Italia a Zafferana Etnea. Dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta. Allora, la risposta all'assessore Aricò, che ha parlato comunque di una Sicilia in crescita, di un governo regionale che sta facendo bene in Sicilia a un anno dalla scadenza, almeno sulla carta, volevano commentare Daphne Musolino e Anthony Barbagallo. Daphne Musolino, la casa riformista, partito di Renzi, Italia Viva, e il Partito Democratico rappresentato da Anthony Barbagallo. Allora, cominciamo da Musolino, che è qui in studio. Ma io sento delle favole incredibili, la Sicilia sta crescendo, lo sviluppo sta aumentando, ma dov'è questo sviluppo? Nella realtà, con le persone ci parlano, si confrontano, hanno cercato di farsi una visita specialistica, hanno chiamato un CUP per sapere se la sanità siciliana è migliorata, le visite sono sempre le stesse, le liste d'attesa non sono state abbattute di nulla, i trasporti
trasporti, lo ammette lo stesso assessore, sono penosi. La settimana scorsa sulla A18 la gente è rimasta in fila per ore, consiglio di amministrazione del CAS l'hanno nominato loro, non c'è nessuno che si dimette, nessuno che prova vergogna, nessuno che ammette il fallimento, nessuno che dà spiegazioni, non si premurano neanche di mandare le squadre a dare aiuto e soccorso ai cittadini abbandonati sotto il sole. Non lasciamo stare la ferrovia, dove addirittura il raddoppio ferroviario sulla Fiumefreddo Catania è stato anche bloccato, è stato tirato fuori dal PNRR perché non si riuscivano a rispettare i tempi e andrà con altre linee di finanziamento quando non si sa. Addirittura l'amministratore di RFI si dimette dopo l'incontro con Salvini perché evidentemente su qualcuno si doveva scaricare la colpa e se l'è dovuta prendere Donnarumma. Ma di che stiamo parlando? L'unica iniziativa per il lavoro in Sicilia l'hanno fatta col South Working, che significa che loro vogliono pagare alle aziende per dirgli di assumere delle persone e consentire di lavorare in smart working, quindi col collegamento dalla Sicilia. Questo è un modello di sviluppo? Tu devi trovare una linea, un'iniziativa, un progetto che promuova l'iniziativa economica in Sicilia, non che li paghi per stare a casa e li fai lavorare collegati dall'impresa, che ne so, di Milano, di Bologna. Queste sono misure che alla fine sono peggio che pannicelli caldi, non servono a nulla e la realtà è che i giovani lasciano la Sicilia. Fosse come dice l'assessore, sarebbero tutti qua a lavorare. Invece l'assessore è quello che insieme con Schifani fa il Sicily Express a Natale e a Pasqua per fare scendere i ragazzi che lavorano e studiano fuori dalla Sicilia, e con questo treno della speranza, almeno 18 vagoni, con oltre 12 ore di viaggio, li fanno arrivare da Torino, da dove che partono, fino a Palermo e a Catania. Poi lo devono staccare, lo devono separare, una parte va a Palermo, una parte va a Catania. Questo è il grande sviluppo della Sicilia col governo Schifani. E i dati ovviamente di Svimez e Infocamere dicono anche che se ne stanno andando alla Sicilia non solo i giovani laureati in cerca di fortuna, sono aumentati negli ultimi anni dal 20% pensate al 60%, ma se ne stanno andando anche i manager che ovviamente acquistano esperienza, ma poi cercano ovviamente anche loro fortuna e stipendi più importanti nel nord Italia, ma soprattutto all'estero. Quindi una Sicilia che si sta spopolando. Barbagallo, se vuole aggiungere qualcosa anche lei, così poi risponde anche l'assessore. No, io ho capito che una parte del dibattito si è sviluppato sul tema delle elezioni anticipate, sia nazionali che regionali. Io credo che è opportuno, perché la questione investe prerogative che non sono soltanto delle forze politiche, sono del Presidente della Repubblica per quanto riguarda il Parlamento e del Presidente della Regione per quanto riguarda le elezioni regionali. L'ultima volta fu proprio la giunta di governo su proposta del Presidente della Regione Musumeci a individuare l'election day. Quindi io credo che lo sport delle previsioni insomma non è tanto semplice. Quello che conta per noi è il dato politico, quello che diciamo da mesi, che il governo Schifani sostanzialmente ha esaurito la sua funzione politica. Io credo che mai come adesso il centrodestra ha raggiunto il punto più basso. Io sono e resto garantista, ma il livello che emerge dalle intercettazioni, lo squallore delle clientele che riguarda tantissimi deputati di centrodestra e un metodo di costruzione del consenso che ormai è arrivato sottoterra, deve far riflettere. Per questo noi chiediamo e continuiamo a chiedere, anche alla luce dei fatti accaduti nelle ultime settimane nella provincia di Caltanissetta, le dimissioni di Schifani. Io ho ascoltato quello che ha detto Alessandro Arrigò, che io rispetto prima come persona e poi come politico, siamo stati tanti anni colleghi in ASP, però di questi anni restano ferite profondissime. La più profonda che riguarda le infrastrutture, anzi le due più profonde, sono il definanziamento della Modica Cipri, su cui l'assessorato che ha presieduto e che gestisce, a cui è preposto Arrigò, ha responsabilità gravissime per un'opera finanziata da noi con la De Michele al governo, e il CAS non è riuscito in oltre 2 anni e mezzo a definire un progetto esecutivo e si è definanziato l'opera, delle opere più attese, che garantirebbe al sud-est uno sviluppo significativo. E l'altra è il nodo Catania. La Meloni e Salvini non hanno finanziato una grande opera per la Sicilia da 4 anni e mezzo di governo.
Catania è l'unica parte della rete TEN-T non finanziata. Io non lo so se servirà un assessore alle infrastrutture di Catania, ma certamente il raddoppio ferroviario da Piazza Europa ad Aquicella oggi è un'opera fondamentale su cui il governo Meloni e il governo Schifani hanno messo 0 euro. Allora, Aricò e poi rientriamo in studio perché anche Staccarelli, immagino, voglia dire qualcosa su tutto. Ma io spero innanzitutto che i dati che si ritengono bassi del nostro partito di Fratelli d'Italia rimangano sempre gli stessi, quelli di oggi, che continuiamo ad essere il primo partito e siamo al 30% del gradimento da parte degli italiani. Dopodiché i dati che ho voluto rappresentare non sono sicuramente dati di parte o dati del governo regionale, sono dati che ci danno soggetti terzi. E mi sono dimenticato che anche siamo la prima regione d'Italia come spese dei fondi di coesione. Dopodiché, per quanto riguarda il lotto 9 della Siracusa Gela, è un'opera straordinaria che sarà finanziata entro quest'anno. Ricordo che il finanziamento voluto nel 2015 avrebbe finanziato soltanto una parte, già il progetto esecutivo, e ci siamo impegnati entro quest'anno di finanziarlo. Per quanto riguarda le opere infrastrutturali, al di là che siano uscite dal definanziamento da parte del PNRR, continuano ad essere ad andare avanti. Dopodiché ricordo anche per i tanti siciliani un provvedimento, e mi dispiace che la possibilità di far tornare centinaia se non migliaia di giovani a Natale o a Pasqua sia vista come un'esperienza negativa, però abbiamo dato la possibilità ad 1.100.000 siciliani di partire da e per la Sicilia, di avere uno sconto che va dal 25 al 50%. E ricordo anche la cantieristica, siamo la prima e l'unica regione d'Italia ad avere costruito una nave all'interno del territorio siciliano, che è la Costanza I di Sicilia, una nave che è stata commissionata nel 2023 ed è stata varata nel 2025 e nelle prossime settimane collegherà Porto Empedocle con Lampedusa e ha fatto tornare centinaia di giovani dai cantieri da fuori dalla Sicilia e in Sicilia stessa. Questi sono dati. Dopodiché, se si vuole fare polemica e se come ha fatto l'onorevole Musolino, vuole prendere la 18, che non era 18, e ci vuole mettere qualcosa come un vellone, non era la 18, non era un'autostrada del consorzio Autostrade. Pur tuttavia ci sono problemi e nei fondi di coesione abbiamo stanziato quasi 300 milioni di euro nelle strade, nell'autostrada che gestisce il consorzio Autostrade Siciliane. Devo dire che questo non giustifica, perché la Catania-Palermo è la 19, diciamo, è combinata peggio anche della 18, se possibile. Diciamo per correttezza che non è gestita dal CAS, questo sì, ha ragione l'assessore. Non ve lo consento, perché è la 18. No, era l'innesto. Eccolo qua, è la 18, automobilisti. È sbagliato, hanno sbagliato molti colleghi. In effetti si tratta dell'innesto dalla 19 verso il commissario era sempre Schifani, scusate se ve lo siete scordato, era il commissario del governo. Non facciamo, dico, però io devo dire la verità, posso fare un attimo l'opinionista in questo momento? Prego, puoi fare quello che vuoi. No, dico, io, da quello che ho ascoltato dagli interventi di Daphne, io alla fine analizzo un fatto: perché la sinistra perde terreno rispetto alla Vardera e a qualcun altro? Perché in effetti loro non è che parlano di quello che dovrebbe essere fatto, ma di quello che non si è fatto, magari da 10 anni, da 15 anni, quindi non da ieri. Mentre invece si è fatto tantissimo, e come dice ieri Musumeci, non da ieri o non per la prima volta, ma attraverso un programma, perché certamente per quanto riguarda le infrastrutture ci vuole un programma a medio e a lungo termine. Il problema è che poi giustamente arriva la Vardera e dice non c'è l'ascensore all'ospedale, quindi dà fatti concreti e quindi prende il consenso. Loro invece cosa fanno? Non avete fatto nulla per questa cosa. La gente dice ma vabbè, non avete fatto nulla e quindi cosa dovreste fare? Ma non lo dicono mai. Io non ho mai sentito una proposta alternativa a quella che noi non abbiamo fatto. Ma io ho fatto l'opinionista, quindi come dire, ho voluto come dire far capire a chi ci ascolta da casa del perché certe cose vengono dette in determinato modo, e perché giustamente alla Vardera poi arriva il mio amico Cateno De Luca, che invece con numeri alla mano
mano, fa i conteggi e dà determinate cose, chiaramente la gente dice finalmente c'è uno che ci dice oggi Cateno De Luca è stato noi invece che siamo al governo, il ministro Piantedosi gli ha detto ma noi che siamo al governo invece dobbiamo combattere giornalmente e quotidianamente, come detto ieri Trentino, mezza giornata la dobbiamo dedicare chiaramente a quelle che sono le emergenze, l'altra metà dovremmo dedicarla invece alla programmazione, cosa che diventa difficile perché non ci sono i dipendenti, non ci sono i soldi, non c'è l'interlocuzione, non c'è questo, e poi un fatto concreto che quindi chi amministra deve fare salti mortali per portare avanti anche quei programmi certi che potrebbe volerci poco, ma ci vuole tanto perché non ci sono le risorse fondamentali, che sono le risorse umane, non soltanto economiche. Allora, io intanto vedo che si è accomodato, è stato cambiato l'assessore Aricò da Fabio Fatuzzo, commissario unico alle acque, un altro tema importante, appunto, questo un altro grande tema. Poi tra l'altro ci sono anche tutta la storia delle gestioni che è sempre difficile da decifrare. Stancanelli, io diciamo vado da lei perché uno che se la guarda, come dire, all'interno. Scegliere se fai lavoro parlamentare, dai che sei sindaco o da deputato regionale. La possibilità, il punto di vista. No, io ho ascoltato tutti con estremo interesse e devo dire la verità, l'assessore Aricò ha detto dei dati, non è che ha fatto propaganda, ha elencato dei dati, che sono fra l'altro dati imparziali ed indipendenti, cioè su questo io vorrei seguire il ragionamento che ha fatto Alessandro, cioè non è facile fare l'opposizione a parole, è più difficile fare l'opposizione costruttiva che aiuti a migliorare le cose che non funzionano, ma Aricò ha espressamente non ha affermato, elencato i dati obiettivi che risultano da tutto. Ma allora perché c'è la crisi di consenso? Questo è il problema che dovremmo porci. Perché c'è questa crisi di consenso che non va a voi? Non va a voi, non vi fate illusione. Voi non esistete nell'immaginario come forza di governo, ma è così. Questa è una provocazione. Non è una provocazione, è una realtà di fatto, è una realtà. Cardillo, quanto vi manca Stancanelli? Voi avete. Ma non è andata neanche. Ma in Sicilia. Non lo so. Ascoltami, voi in Sicilia avete vinto una volta sola, quando il centrodestra si è diviso. Ma quando il centrodestra è unito non vincerete mai, perché non avete nessuna proposizione da fare. Ma perché voi Ettore Barbagallo sa quando lo stimo e quando lo rispetto, abbiamo un bel rapporto umano e personale, ma lui è a capo di un partito che non sa dire una parola di concretezza sull'alternativa che vuole proporre. L'unico problema è il campo largo, c'è o non c'è, casa riformista ci sarà o non ci sarà, nient'altro. Il centrodestra ha lavorato. Sicuramente il centrodestra ha dei problemi, ma questo non lo possiamo negare, ha dei problemi nell'immaginario che vanno superati. Ecco perché sono poi le riunioni. Le riunioni ci sono perché il centrodestra è abituato a discutere. Quando non discute succedono i patatrac che sono successi per esempio nel 2012. Ma questo è successo a Agrigento, succedono tante cose. Quindi il centrodestra ha delle difficoltà. Come volete voi, di classe dirigente, tutto quello che volete voi, però sicuramente ha una univocità nella fare le cose, potrebbe fare meglio, senza dubbio potrebbe fare meglio. Quindi io non penso che voi abbiate, con tutto il rispetto che ho nei tuoi confronti, che abbiate l'autorevolezza per proporre un'alternativa alla Sicilia. Allora l'alternativa sapete che la deve proporre il centrodestra stesso, cioè avere la capacità di programmarsi, di andare dietro alle esigenze che la gente dimostra, e lo dimostra come? L'ho detto nel primo intervento, lo dimostra astenendosi, criticando, affidandosi a chi io non mi sono permesso di dare pagelle né alla De Luca né alla Vardera, anzi ho detto che loro rappresentano quell'esigenza di protesta che poi la gente c'è, e che c'è l'astensionismo, la protesta, le difficoltà. Non farei valutazione di ordine giudiziario, questo lo dico a Barbagallo, si deve essere sempre garantisti, sempre, sia se è avversari sia se si è, e lo dice uno che è stato sempre garantista anche nei confronti degli avversari politici. Immagina che al Parlamento europeo in Commissione Iuri ho votato a favore di un deputato di sinistra perché ritenevo che non fosse giusto che andasse a processo, quindi immagina se io non posso dire queste cose. Allora
La politica siciliana ha bisogno di elevarsi, e non si eleva con la protesta fine a se stessa, né si eleva con le valutazioni che fate voi. È un ragionamento che il centrodestra deve fare se vuole rivincere le elezioni, è un ragionamento che il centrodestra deve riuscire, perché l'ha detto benissimo Alessandro. L'esempio di Agrigento, come l'esempio di Bronte, come altri esempi, sono la dimostrazione che qualcosa non funziona nelle classi dirigenti, che qualcosa non funziona, perché se si può dare la colpa a chi non ha appoggiato un candidato, o per esempio ad Agrigento, la stessa colpa la do a chi, se nel suo schieramento prende il 60% e poi il candidato sindaco prende il 35%, ci sarà un motivo per cui non è stato votato. E allora attenzione, non buttiamo la croce contro questo o contro quello, ma cerchiamo di sederci a ragionare. Questo è l'invito che posso fare io, e questa è la valutazione che posso fare io. Però, diciamo, siccome quando ci sono delle divisioni, però quando ci sono delle divisioni bisogna guardare tutte e due, no? le campane. Evidentemente da un lato e dall'altro c'erano gli interessi da non andare in comune, parlo nel caso delle amministrative, così come negli altri casi in cui ci si divide politicamente. Ho detto proprio questo io. Non è detto che il responsabile sia questo. Ha fatto un po' il democristiano. Non ho fatto il democristiano, non mi appartiene, quindi non mi appartiene. Nessuno ha votato. Allora, chi voleva parlare? Barbagallo. Sì, per precisare due questioni sull'intervento di Stanganelli, che è opportuno fare chiarezza su un aspetto. Intanto sul garantismo, io sono garantista e per me la mia storia parla. Io nell'ultima seduta alla Camera ho votato l'insindacabilità per le intercettazioni di Saverio Romano, quindi sono serenamente garantista, però il problema qua è un altro rispetto a quello che è accaduto nel centrodestra negli ultimi anni. Quando dal tenore delle intercettazioni emerge in modo chiaro e netto un metodo di costruzione del consenso malato, come è successo nel caso Cuffaro, come è successo negli altri casi che hanno riguardato i deputati di centrodestra, in cui emerge in modo chiaro che venivano bloccate assunzioni per favorirne altre, venivano utilizzati i soldi pubblici per mance e mancette che non avevano nulla a che vedere con il bene comune. Su quello c'è un giudizio etico che non ha nulla a che fare poi con la sentenza del giudice, ed è il giudizio, perché è la mia personalissima opinione, che in questo momento sta determinando una consapevolezza diversa nell'elettorato, e su cui il centrodestra, anziché affrontarlo in modo radicale, a testa alta, con la schiena dritta, con le altre forze politiche, chiedendo pure le dimissioni di quella parte di ceto politico che non ha nulla a che fare col bene comune, continua a fare spallucce. Secondo me questo è un atteggiamento sbagliato da parte dei partiti, dei parlamentari e del gruppo dirigente di centrodestra, che anziché mettere la polvere sotto il tappeto dovrebbe dire come stanno le cose. Sulle proposte rispetto all'intervento di Alessandro Forte, guarda Alessandro, io ne dico una che è eloquente a proposito di opposizione costruttiva. Il caro voli, che è probabilmente il fallimento più importante e significativo sul sistema dei trasporti del governo Meloni e Schifani. Ad agosto del 2023, col decreto asset, il governo e il ministro Urso avevano trovato la soluzione, modificando l'algoritmo che permetteva alle compagnie aeree di inflazionare il costo. Con quella modifica veniva eliminato il caro voli in estate e a cavallo di Pasqua e Natale. Siccome le compagnie aeree, in particolare Ryanair e altre due grosse compagnie, hanno messo sotto scacco il governo, in fase di conversione il governo è tornato indietro. È rimasta agli atti la proposta del PD e delle altre opposizioni che il governo ha bocciato modificando il decreto di conversione. Ecco, su questi aspetti noi non accettiamo lezioni, ed è gravissimo quello che ha fatto il governo, che fa pagare a milioni di italiani gli errori e la mancanza di coraggio. Siccome so che sta per intervenire Fatuzzo, guardate, la vicenda dell'acqua in provincia di Catania è una vicenda, una delle più gravi che abbiamo visto negli ultimi anni. Il Partito Democratico, i sindaci del Partito Democratico il giorno 30 voteranno la risoluzione del contratto con la SIE, e speriamo che sia anche la proposta che gli altri sindaci, anche quelli di centrodestra, voteranno. Noi ci siamo opposti sin dall'inizio per una sentenza e per un'esecuzione della sentenza che ballava da tutte le parti, e il risultato è che abbiamo perso anni di tempo e perso ulteriori finanziamenti. Io spero che il commissario, il presidente dell'ATI,
adottino ogni opportuna iniziativa per ripristinare la legalità nella provincia di Catania e per finire opere faraoniche come quella del depuratore di Aci Castello, che oggi continuano a riversare a mare con danno della salute e danno per tutti i catanesi, per non parlare del danno d'immagine. Allora, Barbagallo, un attimo, la blocco perché andiamo in pubblicità, poi Stancanelli, poi Fatuzzo che risponderà ovviamente alle sollecitazioni dell'onorevole Barbagallo dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta. Io l'ho detto, devo registrare il dibattito dietro le quinte. Lo dico ogni puntata, non lo faccio mai perché ne uscirebbe un'altra trasmissione davvero Io lo posso dire tranquillamente, piacevole. Allora, Barbagallo ha sollecitato poco fa il commissario Fatuzzo, che è a Zafferana insieme ad Alberto Cardillo, commissario provinciale di Fratelli d'Italia, per la convention di Fratelli d'Italia, sulla questione acqua. È sollevato anche il caso della tariffa della SIE, che ha creato molti disagi ovviamente agli utenti, soprattutto della fascia ionica. Molti comuni del Catanese si sono ritrovati, gli utenti di molti comuni del Catanese si sono ritrovati a pagare bollette esose proprio per il passaggio a questo gestore. Insomma, una vicenda anche tecnicamente complicata da spiegare, però insomma questo è, e quindi adesso si chiede ovviamente la risoluzione di questo contratto. Fatuzzo, da dove vuole partire? Non tempi televisivi, Fatuzzo. Televisivi, non europei, quindi possiamo parlare tranquillamente. Anche perché l'argomento non si può affrontare in 3 minuti. È un argomento estremamente, delicato e complesso, perché parte dal 2004 e con Barbagallo tante volte ne abbiamo parlato anche quando eravamo assieme nel Consiglio di amministrazione dell'Acoset, che abbiamo risanato dopo che abbiamo trovato nel 2010, sto parlando quindi di preistoria, in condizioni tali da essere tentati di portare i libri in tribunale. Purtuttavia, lavorando seriamente, diversamente, tutti d'accordo, tutti confrontandoci in direzione di un bene, di un obiettivo comune, siamo riusciti a risanare Acoset. Allora, poi io sono passato a Sidra e mi sono trovato a dovermi scontrare, più che incontrare, con la SIE. La SIE che cos'è? È una società che doveva essere pubblico-privata, perché così fu costituito nel 2004, vado velocemente a fare la storia, poi invece cosa succede? Nel 2008 viene dichiarata caducata, pur tuttavia la SIE, la parte privata, continua a ricorrere ai tribunali, perde sempre, questo è importante sottolinearlo, perde sempre, viene condannata addirittura al Tribunale di Catania in prima istanza addirittura una volta a 250.000 euro di spese legali, poi in appello purtroppo pareggiano, compensano le spese. Pur tuttavia nel 2021-2022 improvvisamente e miracolosamente il CGA dà ragione alla SIE e restituisce, per usare il termine usato dal Tribunale, il bene della vita. Era il bene della vita, non so se è stato anche il bene della città di Catania, della provincia di Catania e degli utenti di Catania. Perché? Perché la SIE quindi dal 2021-22 in poi pretende di essere, dico pretende perché poi spiegherò perché anche perché per anticipare io sono perfettamente d'accordo con le conclusioni a cui è arrivato il Consiglio direttivo dell'ATI, perché la SIE, come dicevo, pretende di essere il gestore di Catania, ha anche firmato una convenzione in aggiornamento nel 2024, una convenzione che prevedeva per esempio il subentro alle gestioni pubbliche e private in modo che ci fosse un gestore veramente unico nella provincia di Catania. Tutto ciò non è avvenuto. Perché non è avvenuto? Perché la SIE non è stata in grado, questo a me almeno risulta, di pagare i valori di subentro. Cosa sono i valori di subentro? I valori di subentro sono quei valori, quelle somme che servono a indennizzare dei gestori uscenti che quindi debbono affidare il servizio idrico alla SIE per recuperare le somme che sono state spese e che ancora non sono state ammortizzate, i beni per i quali quindi le somme non sono state ancora ammortizzate. Allora Fatuzzo, un attimo, è tutto molto tecnico, però è difficile da seguire. Come finirà questa vicenda? Ce lo dica in maniera molto sintetica, perché sennò ci perdiamo in rivoli di tecnicismi. Io vado, non è tecnicismo, è una cosa molto, molto chiara e che può essere anche espressa in maniera concisa se non mi interrompete, anche perché gli utenti hanno necessità e hanno il diritto di sapere tutto ciò che sta alle spalle. Allora cosa è successo? La SIE dice che i valori di subentro non li può pagare perché l'ATI non avrebbe stabilito il quantum. L'ATI dice che non lo può stabilire perché
manca da parte della SIE una idea, una proposta, un qualcosa su cui si possa esprimere l'Assemblea dei Lati. Il problema però è che il sistema, il servizio idrico integrato a Catania è bloccato perché la SIE non è riuscita a subentrare alle gestioni pubbliche e quindi 2/3 non sono gestiti da SIE. Gestisce alcuni comuni estremi, lamentela, destando grandi lamentele nell'utenza, perché prima di tutto non fa le letture, quindi non facendo le letture manda bollette in acconto, non riesce per la manutenzione e poi non dà chiarezza, non dà risposta agli utenti per le problematiche che rappresentano. Voglio sapere come finirà. Poi cosa più importante, noi oggi abbiamo parlato qui questa sera a Zafferano del PNRR. Il PNRR prevedeva tanti soldi, tantissimi soldi, che avrebbero potuto essere spesi per la provincia di Catania se la SIE, come dice bene il Consiglio del Lati nella direttiva, nella delibera che hanno appena approvato e che proporranno per l'approvazione all'Assemblea del giorno 30, non ha presentato la fideiussione. Cosa vuol dire? Qua non è un tecnicismo, è un fatto semplicemente molto chiaro. Quando si vince un appalto, nel momento in cui si deve firmare il contratto, nel momento in cui si debbono acquisire i lavori, bisogna presentare la fideiussione. Occorre cioè che qualche istituto di credito garantisca per l'appaltatore. Tutto ciò non è avvenuto e quindi si sono persi i finanziamenti del PNRR, ma ci sono tante altre carenze che sono state evidenziate nell'agire della SIE, una delle quali per esempio ha bloccato un affido che io avrei potuto definire con la SIE, perché io ho chiesto che la SIE dimostrasse la capacità tecnica, organizzativa e finanziaria per poter effettuare dei lavori a un lotto di Vista Bianco che era stato addirittura già affidato in gara dal precedente commissario, che fu bloccato dal TAR perché il TAR disse che questo intervento, parlo del secondo lotto di Vista Bianco, doveva realizzarlo la SIE. Ovviamente però la SIE avrebbe dovuto dimostrare la capacità tecnica, organizzativa e finanziaria. E invece tutto questo ad oggi non è stato dimostrato e quindi io non ho potuto proseguire in questa attività. Tutto questo determina una impossibilità di andare avanti, perché sono stati assegnati alla provincia di Catania 2 miliardi di lavori, 2 miliardi, non 2 milioni, 2 miliardi di lavori. Ovviamente questi 2 miliardi di lavori però possono essere realizzati da chi ha la struttura finanziaria, tecnica, organizzativa, ma specialmente finanziaria per poter effettuare questi lavori. Perché non si tratta di un appalto, per cui qua non è tecnicismo, è regola. Nell'appalto l'appaltante deve approntare il denaro, lo affida, dà il 20% di anticipazione, l'appaltatore comincia a lavorare, man mano presenta il saldo e va avanti. In questo caso invece si tratta di gestione del servizio idrico integrato. Va bene, il gestore deve essere in grado di affrontare questi interventi. Chiarissimo nella sua complessità. Chiarissimo. Nella sua complessità. Mi rendo conto che è una vicenda molto, che necessita di tempo per essere spiegata bene ai nostri telespettatori. Purtroppo questo tempo noi non ce l'abbiamo perché siamo quasi in chiusura. Prima di chiudere però volevo farvi sentire, l'avevo anticipato poc'anzi, è saltato, le parole di Nello Musumeci proprio alla convention di Fratelli d'Italia, riportate al centrodestra e al presidente della regione Renato Schifani. Come diceva Alessandro Porto prima, doveva fare il moderatore, il presidente Musumeci ha fatto l'incendiario. Sentiamolo. Io non credo sia una soluzione la logica del calendario, la soluzione è il metodo e se noi pensiamo che il centrodestra debba ricomporsi soltanto alla vigilia delle elezioni regionali e poi alle elezioni amministrative ognuno si sente libero di fare quello che vuole, credo che non diamo l'esempio di una coalizione che sia tenuta unita da una comune visione, da un comune sentire. Ecco, serve più rigore. Se posso fare un invito, se posso rivolgere un invito al presidente Schifani, ecco, a proposito di centrodestra, eviti di dare l'impressione che il mondo sia cominciato in Sicilia col suo governo, ecco, perché la politica è continuità non nel metodo ma nella produzione amministrativa. Il mondo non è cominciato in Sicilia nel 2022 o a novembre.
a ottobre. È cominciato prima, è cominciato col governo Musumeci, e poi ancora prima col governo Crocetta, col governo Lombardo, col governo Cuffaro. Da quando il Presidente della Regione viene eletto direttamente dal popolo, si è avviato un processo di stagioni alte e basse che hanno portato al risultato attuale. A me sembra ogni volta che questo governo abbia trovato le macerie, il disastro, e che prima di lui ci fosse il deserto. Non è Sorrideva Barbagallo perché secondo me è più di opposizione per il centrosinistra uno come Musumeci, che è probabilmente qualche posto. No, Barbagallo. Vado io? Sì, prego, e poi andiamo a chiudere tutti. No, più che altro, intanto conosco i ritmi della trasmissione e quindi siamo ai saluti finali, se conosco Ciliberti, che poi non ci sarà la possibilità neanche di salutare i telespettatori. No, sorridevo perché Musumeci era Bizzini con la consiglieria finanziata dal PNRR. Da Zafferana, dall'Emmaus, Aricò e gli altri ci facevano lezione sul PNRR. Peccato che il PNRR non l'ha votato Fratelli d'Italia, quindi spero che poi anche noi utilizzeremo poi risorse quando saremo al governo, che saranno finanziate da altri partiti. Dico, a parte la battuta su queste cose singolari, io credo che il centrodestra alla fine si ricombatterà e proverà a fare la stessa strategia che è accaduta nel 2022, proveranno a cambiare l'ordine dei fattori sperando di raccontare una storia nuova. Io credo che i siciliani saranno attenti. Se il centro-sinistra è bravo, paziente, e alla fine troverà una soluzione che tiene tutte le opposizioni insieme, non ci prendono più. Però c'è questo se davanti che è sempre un'incognita, no? Che dice Stancarelli? No, ma io ho stima di Anthony Barbagallo, ha messo un se quanto una casa che è significativo. Se è bravo, mi pare sia difficile. Io invece volevo soltanto puntualizzare una cosa, Anthony. Quando poco fa ho parlato della mentalità garantista, io non mi riferivo al fatto che non si devono tenere in giusto conto i problemi etici e morali, per nulla. Non avrai ascoltato il mio primo intervento, forse il secondo lo hai ascoltato, in cui dicevo che il centrodestra deve aggiustarsi per alcune cose, l'ho detto chiaramente, deve parlarsi, deve vedere. In questo io inserivo tutte le problematiche che ci sono, perché soltanto i ciechi non si accorgono che ci sono problematiche nel centrodestra. Se non ci fossero queste problematiche non ci sarebbero quelle difficoltà di cui parlavo prima, l'astensione, la protesta e l'indirizzarsi verso altri soggetti politici. Io non riconosco al centro-sinistra l'autorità politica, non morale, me la guarderei bene, per essere alternativa. Io riconosco le difficoltà del centrodestra, che non sono numeriche, ma sono politiche, perché lo evidenziano i fatti degli ultimi mesi, dell'ultimo anno. Fra l'altro il presidente Musumeci lo ha detto in maniera più, come posso dire, più allegro di quando lo posso dire io, le difficoltà ci sono. E allora un centrodestra che vuole essere all'altezza del suo compito e all'altezza del risultato numerico che può avere in Sicilia, perché numericamente il centrodestra è molto più grande, deve trovare le soluzioni anche di carattere. In questo caso tu hai detto etico, io accolgo il tuo ragionamento, per far sì che l'opinione pubblica che non va a votare o che si ribella si ritrovi ancora una volta nel centrodestra. Ecco, questa è la mia posizione, volevo chiarirlo perché non vorrei che ci fossero equivoci. Una cosa è essere garantisti, una cosa è capire le difficoltà che una coalizione ha, che poi io politicamente non riconosco al centrosinistra la capacità di essere alternativa del governo. Se mi consenti, è un mio pensiero e sono libero di esprimerlo per come vedo che procede il centro-sinistra in Sicilia. Altro discorso delle vere. Lei che conosce Vannacci, Stancarelli l'ha avuto, diciamo, a fianco? No, sono un buon rapporto, ancora ce l'ho a fianco. Che cosa succederà con Vannacci in Sicilia? Intanto in Italia mi sembra piuttosto chiaro. Intanto io non ho la palla di vetro, quindi non so cosa succederà. Vedo che c'ha un certo successo perché è facile essere all'opposizione, proclamare punti che
tanti condividono, posso dire che alcune cose che dice Vannacci le condivido anche io, ma questo non vuol dire essere con Vannacci. Però se c'è opinione pubblica che non è classe dirigente e che guarda con simpatia a Vannacci, è chiaro che poi ci sono i sondaggi che ci sono. I sondaggi comunque sono una cosa e il voto reale è un'altra cosa. Se Vannacci fa qualcosa che metta in difficoltà il centrodestra a vincere, Vannacci si sgonfierà facilmente, perché l'elettorato di destra e di centrodestra non permetterà mai che col suo voto possa vincere la sinistra. Ecco, questa è una piccola previsione che posso fare io, poi non ho il pendolo, quindi non so cosa farà in Sicilia, se prende il 2 o prende il 10%, non lo posso sapere. Allora, prima dei saluti chiamo Totò Calì che è collegato per le vignette, chiudiamo anche oggi in bellezza. Eccomi qui. Sorridendo con le vignette. Allora Totò, fai un attimo una cosa, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, dopodiché torniamo e ritorniamo sulle tue vignette, va bene? Sta lì, buono, non ti muovi, non ti muovi. Allora rientriamo, ultima parte dell'ultima puntata della trasmissione della stagione, il punto di questa stagione 2025-2026. Chiudo con Totò Calì con le sue vignette prima di salutare tutti gli ospiti, almeno le ascoltano. Allora, intanto permettimi e le leggono tutte. Di salutare oltre ai tuoi ospiti anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito per questo anno. Insomma, mi fa piacere esserci, forse per il 10° anno. Ma qualcosa in più, guarda, qualcosa in più. Stancarelli ricorda che gli hai dato una vignetta illo tempore, quindi... Sì, io avevo 16 anni. Sì, e io 12. Vai, andiamo con le vignette, Totò. Vai. Oh, cos'è questo? Pensavo... Il caldo. Il caldo, no, questo non è il caldo. Questa è la nuova legge sulla caccia. Sì. E infatti c'è qua la quaglia che dice stavolta me la quaglia. Stavolta me la quaglia, insomma, con la nuova legge sulla quaglia, sulla caccia, insomma, la quaglia, la spara tutto. Questo è il caldo. Questo è il caldo, infatti. 16 città da bollino rosso, in effetti c'è un po' di caldo, non solo in Italia, dice, tutta Europa. Ho preso una cotta. Che tempo c'è a Bruxelles? Proprio che cotta lei. Caldissimo. 35 gradi. A Bruxelles, insomma. Tu pensi che io sono a Parigi? E o caldo è Parigi. Andiamo. Sì, non ci sono i condizionatori nelle case. Perché non sono abituati. Poi, prossima vignetta, a proposito di Parigi. Eccola qua. Sì. Ecco qua, il Louvre chiude prima proprio per il caldo. Ricordati che non hai fatto e gli oli friggono, gli oli intesi come tele ad olio. Qua infatti c'è la Gioconda. Olio su tela, olio fritto su tela, eccolo qua. Fritto su tela. Fritto su tela, poi che c'è? Questa è una notizia curiosa. Questa è una notizia curiosa, in America c'è un uomo con un pene di 1 centimetro. Totò! Allora questo invece, mannaggia, gli mancava tanto così per essere donna. Totò, insomma, chiudi così, insomma. Porto si sta ammazzando alle risate. No, questo è veramente, guarda, questa è da Oscar. Guarda, questa è forse è una delle più belle. Questa voglio regalata. Allora, siamo ai saluti. Allora io vado subito a Zafferanetto. Intanto mi scuso e ringrazio l'avvocato Rizzo. No, ce n'è un'altra qua dopo le dichiarazioni di Rutte. No, ce n'è un'altra, era sfuggita. Sì, dopo le dichiarazioni del segretario Rutte, insomma. Dice che anche l'Iran adesso ce l'ha con noi. Vabbè, questo è Rutte libero. Ma questo l'avete titolato con la Sicilia così. Questa l'ha riciclata da là. No, mi ha fatto sgamare questa volta. Allora, no, dicevo, torna a Zafferanetto per salutare l'avvocato Rizzo. Non è che ha riciclato. L'avvocato Rizzo, insomma, non ho avuto modo di parlare, di intervenire, è rimasto sulle sue. Forse ha fatto bene, avvocato. Aspetti, sentiamo. Sentiamo, prego. La ringrazio, non si preoccupi, sono io la canzone sulla ascoltatore privilegiato. Saluto anche Alberto Cardillo. Alberto. Grazie, io volevo dire solo una cosa, per una cosa che hai detto prima, noi non fermiamo e ce la suoniamo. Queste manifestazioni, io che sono allievo tanto di Facusso quanto di Stancanelli, che può stare in qualsiasi partito nel patrimonio della destra siciliana, ci hanno insegnato una cosa, il dono dell'ascolto.
Questa è stata una manifestazione popolata da grandissimi amministratori locali di tutta la provincia, e io che sono segretario provinciale paesano apprezzo quando ci sono i vertici del comune, sono disposti ad ascoltare e a condividere quello che la destra sta facendo e vuole fare. Ecco perché queste manifestazioni perché noi non vogliamo essere migliori degli altri, però siamo diversi, siamo l'unico partito in Sicilia che fa queste cose e che fa partecipare alla propria gente. Un saluto a tutti. Grazie Alberto Cardillo, insomma ha organizzato anche una cosa fatta bene come si conviene. Grazie anche al commissario Fabio Fatuzzo. Fatuzzo, glielo prometto, guardi, davanti a tutti i nostri telespettatori, organizzeremo una puntata apposta dedicata a tutti i temi delle acque, perché abbiamo affrontato solamente il tema questo delle bollette, ma ci sono ovviamente il tema dei depuratori, insomma tutto quello che riguarda appunto gli invasi, insomma l'acqua è un bene primario, un bene di tutti, chiaramente lei ha un osservatorio privilegiato per il ruolo che ricopre, quindi la promessa la mantengo e la segniamo qui. Ringrazio Raffaele Stancanelli, ringrazio Alessandro Porto. Posso dire una cosa per contraddire Raffaele Stancanelli? C'è in un solo caso il centro-sinistra può vincere, perché hanno talmente il campo largo che sono imbattibili. Se candidano presidente della regione Lavardera, perché darebbero l'idea del cambio di passo. Ma questo provocatore, sei un provocatore. Stessi dicendo Stancanelli. Sono un provocatore. Allora sì, avremmo fatto veramente un campo larghissimo, Musolino, quasi a 360 gradi proprio. Allora, grazie anche alla Grazie a voi. la senatrice Daphne Musolino. Consentitemi prima di salutare, ringrazio anche Anthony Barbagallo che è rimasto che non gli è piaciuta la mia proposta. Ciao Anthony. Allora, consentitemi, visto che è l'ultima puntata della stagione, di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito ovviamente a rendere questa stagione importante, con diciamo anche delle cose che sono schizzate un po' anche fuori dai nostri confini. Io ringrazio innanzitutto Simona Mazzone che ogni sabato coordina qui la nostra regia, il nostro Antonio Condorelli, poi tutti i giornalisti che ovviamente si alternano qui, la nostra Miriam Di Peri, il direttore Emanuele Lauria, Curzio Sabella, Giuseppe Pipitone del Fatto Quotidiano, poi i nostri Elvira Terranova, Alfredo Pecoraro di ADN Cronos e Anzi, insomma un po' li salutiamo tutti, e saluto anche ovviamente poi quelli che ci danno anche spunto per ragionare, noi, i nostri istituti di sondaggio che ovviamente collaborano con noi, l'Istituto Piepoli con il presidente Livio Gigliuto, SVG e Demopolis con il presidente Pietro Vento. Grazie ovviamente a tutti i nostri tecnici, al nostro direttore Michele Cucuzza, Totò l'abbiamo ringraziato, e là Totò saluta anche tu. Fai vedere che ci sei, che non sei un ologramma. Alla prossima, al prossimo anno. Che non sei un ologramma. Allora, grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito anche in questa stagione. Buona estate a tutti. Chi lo sa che magari ritorneremo subito per parlare di elezioni anticipate, perché saremo là alla scadenza. Grazie a tutti, buona estate a tutti.